Da mamma sono tranquilla, anch'io ho un figlio che frequenta le scuole superiori, credo che vadano sempre rispettate tutte le normali misure igieniche che si tengono in questo particolare periodo invernale, vale a dire lavarsi spesso le mani, utilizzare fazzoletti monouso che poi vengono gettati, quando si tossisce eventualmente porre di fronte alla bocca il gomito, e quando si hanno sintomi influenzali o febbre o tosse eccetera magari rimanere a casa. I nonni, se sono in buona salute, possono anche loro avere la normale vita quotidiana, quindi frequentare gli ambienti che sono soliti frequentare, andare a fare la spesa o quant'altro, ma direi nessuna preoccupazione aggiuntiva specifica per il coronavirus. La casa è un luogo assolutamente sicuro, il pronto soccorso non lo è perché ci sono dei malati, in casa non ci sono malati, questo significa ancora una volta utilizzare le normali regole di igiene, e anche se si hanno delle persone della propria famiglia che hanno contatti ipotetici con persone malate perché per esempio lavorano negli ospedali, non è necessario all'interno della casa nessuna regola particolare, tranne di nuovo un corretto lavaggio delle mani per prevenire tutte le infezioni e non solo il coronavirus. Nei luoghi di lavoro la prevenzione è un lavoro di squadra, significa che ovviamente se ho un leggero raffreddore che quindi normalmente non mi impedisce di andare al lavoro, in questo caso consiglierei fortemente una mascherina, più per evitare la trasmissione di altre patologie respiratorie che per il corona. Sarà cura del datore di lavoro di far rispettare l'utilizzo della mascherina e la possibilità di lavarsi le mani in maniera corretta all'interno del luogo di lavoro, secondo le indicazioni del Ministero. L'elemento cruciale è quello di essere stato o in un paese a rischio oppure contatto di un caso confermato. In questo caso bisogna avvertire il proprio medico, i sanitari, per essere valutati. Se invece non rientro in nessuna di queste due categorie, direi che posso assolutamente pensare che si tratti di una influenza stagionale e quindi stare tranquillo.